Vicenza, in rianimazione, ragazza entrata sabato agli infettivi e passata ieri in rianimazione del 1989, non vaccinata. Ma sono casi quotidiani ormai, eh? Prende ad esempio la 32enne ora in terapia intensiva al San Bortolo che ha partorito ieri all'8° mese di gravidanza. Era stata ricoverata sabato in pneumologia con il Covid e non era vaccinata. Il quadro clinico ha spinto i medici ad effettuare il cesareo. Il neonato sta bene, la mamma monitorata. Al momento non è intubata. Il caso citato dal presidente Zaia per parlare del contagio con effetti gravi tra i non vaccinati e della diffusione tra i giovani. Proprio a loro la Regione rivolge l'attenzione a pochi giorni dal rientro in classe. Per noi la madre di tutte le battaglie è quella della scuola, no? Io l'ho definito il D-Day, il 13 di settembre. Guardate che per noi la sfida è far andare i ragazzi a scuola, appunto. A DAD qua faremo battaglia fino all'ultimo millimetro, senza quartiere, perché comunque dobbiamo fare in modo che i ragazzi vadano a scuola. E sul monitoraggio a scuola la notizia che il Veneto ricopre il ruolo di apripista a livello nazionale. Posso garantirvi che abbiamo irrobustito il progetto della scuola Sentinella, lo sapete perché non è un mistero, mi diceva stamattina peraltro il generale Figliuolo che ho sentito, mi ha chiamato perché ha fatto 2 giorni in provincia di Treviso, mi ha detto che ha ricordato che a livello nazionale si mutua il progetto del Veneto, quindi le scuole a livello nazionale verranno tutte monitorate col famoso progetto Sentinella che il Veneto ha già testato nel passato anno scolastico.